Amici sportivi in ascolto, buon pomeriggio e buon campionato. Le immagini che stanno scorrendo vi giungono dallo stadio Vallini di Piove di Sacco, dove si gioca Piovese Calcio Favaro 1948. Gara valida per il campionato veneto di eccellenza Girone B, prima di campionato della stagione 2010-2011. Giornata di sole leggermente ventilata, terreno di gioco in buone condizioni, discreta la cornice di pubblico. Le formazioni. La Piovese in maglia bianco-rossa si schiera con Manzoli, Attene, Vallese, Alban, Terrassan, Nicolussi, Viaro, Pasetto, Gasparetto, Birolo, Urbinati. A disposizione di mister Massimiliano Sabadin, Lorenzetto, Giacomini, Marzotto, Rigato, Malimpensa, Peraro e Monetti. Il Favaro 1948 in bianco-verde mette in campo Ballarin, Caramel, Berto, Pieretta, Cegolon, Chinellato, De Polo, Zoia, Guerra, Mestriner, Zennaro. A disposizione di mister Alberto Carpentieri, Scocco, Carraro, Tamai, Toniolo, Causin, Stizzoli e Agostinetti. Dirige l'incontro il signor Moro di Schio, assistenti Gridelli di Venezia e Carisi di Chioggia. Attacca dalla sinistra verso destra la Piovese, ma non succede nulla fino al 16°, quando Gasparetto tenta l'azione personale e spara dai 25 metri il suo sinistro che sorvola la traversa. 2 minuti dopo, azione dubbia in area del Favaro. Per l'arbitro, l'attaccante di casa è solo scivolato. Anche in area della Piovese, episodio che fa gridare al rigore. Manzoli esce sul veloce De Polo. Per l'arbitro non c'è fallo, anzi ammonisce Omar De Polo per simulazione. 35°, terzo calcio d'angolo per la Piovese. Si inserisce bene Nicolussi, ma la sua deviazione di testa sfiora il palo. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Ospiti in avanti sulla fascia sinistra intorno al quarto d'ora. L'azione personale è di Guerra che riesce a scodellare in centro area, ma fa sua la sfera Manzoli. 18°, azione pericolosa della Piovese con Gasparetto che supera in velocità il suo marcatore, finta e va al tiro, centrale, Ballarin c'è. Il gol è maturo, capitano Urbinati si fa spazio sulla tre quarti, resiste alla marcatura e di destro, forte e preciso, infila l'incolpevole Ballarin. Piovese in vantaggio al 20°. Spingono gli ospiti con Zoia, veloce sulla corsia di sinistra, ma il suo traversone viene intercettato da Ballarin in presa plastica. Ripartenza della Piovese, di destro collo pieno, Alban. Si salva in angolo in 2 tempi Ballarin. Azione magistrale della Piovese al 40°. Biro lo controlla e inventa l'assist per capitan Urbinati che si muove sul limite dell'offside, supera il portiere e a colpo sicuro calcia. Il palo gli nega il raddoppio. Finisce dopo 4 minuti di recupero col risultato di 1-0 a favore della Piovese Calcio 1919. Siamo con Massimiliano Sabadin, mister della Piovese. Un esordio in eccellenza positivo. Un commento sulla partita. È stata una partita che aveva le sue ansie, le sue tensioni, essendo la prima, quindi probabilmente sia da una parte che dall'altra. Inizialmente le squadre erano un po' contratte. Giocavamo in casa, speravamo di cominciare bene, di regalare al nostro pubblico subito una vittoria e penso che ce la siamo sudata ma meritata sul campo, quindi voglio fare un grosso complimento ai miei giocatori che sono stati veramente bravi. Qualcuno su tutti tra i giocatori? Ma no, è difficile, non mi piace tanto parlare dei singoli, qua la questione è di riuscire a formare un gruppo forte e saldo perché è stata fatta una mezza rivoluzione rispetto alla stagione scorsa. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi e stiamo cercando adesso di amalgamarli, di mescolarli bene assieme e di far sì che questo diventa una squadra compatta, per cui sarebbe negativo da parte mia parlare di uno più, uno meno. Diciamo che il gruppo mi ha regalato una prestazione più che accettabile. Oggi 3 punti preziosi. Il vostro obiettivo della stagione? Il nostro obiettivo della stagione è raggiungere la salvezza aritmetica il prima possibile.
Ai microfoni di Telecittà, Federico Zambon, direttore sportivo della Piovese Calcio 1919. Allora, una partenza positiva, 3 punti, il programma della stagione, diceva il mister, è la salvezza. Come società, un commento sulla gara di oggi e sull'avvio di campionato che vi ha visto superare il primo turno di Coppa Italia. Sì, l'avvio è stato molto buono, abbiamo fatto 3 partite di Coppa, 2 le abbiamo vinte e 1 l'abbiamo persa a date, ma è stata una sconfitta che non ci ha condizionato, perché ci siamo qualificati nel turno successivo di Coppa. Il campionato oggi abbiamo fatto una bella vittoria contro una squadra secondo me ben attrezzata, una squadra molto forte secondo me anche a centrocampo. Puntiamo molto sui giovani, quest'anno abbiamo 12 ragazzi del vivaio, del nostro settore giovanile in prima squadra su una rosa di 20-21 e cerchiamo bene o male di inserirli pian piano tutti. Il campionato che abbiamo iniziato oggi, noi puntiamo alla salvezza e fare un campionato tranquillo, se viene qualcosa in più cercheremo di fare il nostro, comunque la salvezza è l'obiettivo principale della squadra, della società. La settimana prossima Miranese, che anch'essa oggi ha vinto. Sì, ho visto adesso i risultati, ha fatto una bella vittoria perché ha vinto a Sottomarina, che da quello che dicono Sottomarina è una candidata al salto di categoria. Andiamo lì a fare la nostra partita come l'abbiamo fatta oggi e speriamo di portare via un risultato positivo anche da Milano. Siamo con Alberto Carpentieri, mister del Favaro 1948. Allora, la partita di oggi, un primo tempo equilibrato, cosa è mancato nella ripresa? Diciamo che più che essere mancato qualcosa alla nostra squadra hanno alzato un po' i ritmi della partita la Piovese, hanno alzato un po' più il baricentro anche mettendo il numero 4 Alban a ridosso dell'attaccante della prima punta e quindi questo ha costretto noi a difenderci un po' più bassi rispetto al primo tempo, insomma direi che è stata questa sostanzialmente la differenza. Direi che però non è che si è spostato l'equilibrio secondo me, perché comunque la gara è stata decisa da un'invenzione di Urbinati, perché sennò probabilmente sarebbe rimasta su quel filo logico, ecco, voglio dire. Nient'altro. Allora, al di là del punto non racimolato oggi, una squadra giovane, dicevamo, e comunque stiamo parlando con una neopromossa. Qual è il vostro obiettivo per questa stagione 2010-2011? Ma è più che neopromossa, addirittura ripescata, perché noi avevamo già cominciato la nostra stagione in promozione e alla seconda settimana ci siamo trovati promossi d'ufficio, voglio dire, in eccellenza. Non abbiamo ritoccato nulla dell'organico in corsa e quindi è ovvio che abbiamo necessità di essere ancora più squadra. Sono convinto che il valore c'è da questo punto di vista, dovremo crescere da un punto di vista tecnico sicuramente, perché il gap è diverso, insomma, tra la promozione e l'eccellenza. Quindi la salvezza come obiettivo? Ma è un obiettivo minimo ma massimo allo stesso tempo, insomma, perché indubbiamente il nostro campionato a giugno doveva essere un altro e diverso, ecco, voglio dire.